Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto, gentili amici e amiche della visione d'ascolto, 22:42 per chi ci guarda in rigorosa diretta, aggiornamenti di cronaca e fatti avvenuti in Friuli, Venezia, Giulia nelle ultime ore. Apriamo subito con il discorso legato agli incidenti stradali perché 3 auto coinvolte in una carambola che è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi in località Tiveriacco nel comune di Maiano. Tutti e tre i conducenti sono rimasti feriti, ma le loro condizioni per fortuna non risultano gravi. Chiaramente poi accertamenti sul posto per chiarire le dinamiche del sinistro. E restiamo in tema e ci trasferiamo in quel di Tarcento per dire che c'è stato uno scontro tra un'automobile e una moto attorno alle 18:45 a Tarcento in via Dante con l'incrocio con via delle Betulle. Ancora da chiarire chiaramente le dinamiche del sinistro. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote che in seguito al violento urto è caduto sull'asfalto riportando ferite in diverse parti del corpo. Il Centauro è stato trasportato all'ospedale di Udine dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Per fortuna, secondo quanto ci è giunto in redazione, non è in pericolo di vita. E restiamo giocoforza nell'argomento incidenti stradali perché due veicoli sono rimasti coinvolti in un sinistro verificatosi nella prima serata lungo la strada regionale Udine 25 tra Grionse e Ziracco in comune di Povoletto. Uno scontro frontale tra un furgoncino e una piccola utilitaria. I conducenti sono rimasti feriti, entrambi trasportati in ambulanza all'ospedale di Udine fuori pericolo di vita. E adesso cambiamo totalmente argomento, ci trasferiamo in quel di San Vito al Tagliamento, per la precisione nel nuovo hub nella zona industriale Ponte Rosso per quanto riguarda i vaccini, il servizio. Vicegovernatore Riccardi, lei oggi qui al nuovo hub vaccinale di San Vito al Tagliamento nella zona industriale di Ponte Rosso. Sì, un'alleanza che si ripete e che vede il sistema del volontariato e il sistema delle categorie economiche con la sanità pubblica per proseguire in questo lavoro della terza dose. Siamo perfettamente in linea con gli obiettivi, addirittura li superiamo rispetto al generale Figliuolo, dobbiamo incentivare questo lavoro e soprattutto dobbiamo in questa fase cominciare a pensare all'altra sanità. Quindi tutti ci auguriamo che le curve comincino a calare e dobbiamo mettere con grande attenzione, facendo tesoro di tutto quello che è stato, l'organizzazione del nostro sistema sanitario per consentire a coloro che ad oggi vedono bloccate delle prestazioni di altre patologie che giustamente devono avere delle risposte. È tutto, grazie come sempre per la visione all'ascolto, ulteriori aggiornamenti sul nostro sito friulitv.net. Non resta che augurare a tutti voi, per chi ci guarda in diretta, chiaramente la più cordiale buonanotte. Alla prossima.